l'emblema culturale dell'isola nel mondo. Intorno ai primi anni del 1900 l'organetto diatonico fa la sua comparsa anche nell'isola, però viene guardato un po' scetticamente, soprattutto da quelle popolazioni radicate dentro una forte tradizione legata al canto a tenore. Però le sonorità sono belle e le sonorità sono per quel tempo molto giovani. Piano piano, noi che siamo molto scettici apriamo le porte all'organetto diatonico ed oggi veramente dopo quasi 120 anni è diventato anche lui un simbolo della Sardegna che fa folklore, della Sardegna che fa cultura, della Sardegna che stasera in chiusura di serata vi chiamerà a raccolta qua in mezzo alla piazza, perché si dice che il ballo arriva dal profondo dell'anima, a volte anche se non sappiamo ballare cerchiamo di farlo, no, stasera lasceremo quell'anima, anzi la faremo muovere, sarà un movimento perché voi insieme ai nostri suonatori ci accompagnerete in un ballo finale, ma noi iniziamo con un bel trio che fa parte anche di un progetto musicale che si chiama Isola in Festa, il nostro prodotto che viene portato in ogni piazza di Sardegna e che vede questi ragazzi protagonisti sempre, comunque ed ovunque. Benvenuti a Budoni, Sosoriundos. Buonasera a tutti. Eschi sul manzano, sul sole dai mare, corcare quando si saluta, zinnas che si sprì o cosa che viene qui torna la messa negra, questa terra più bella su fino alla zovia, noi buttame
fallo tu. Esa codufa a sa procesión, caballos a festa y ser santos y priores, gentes apertas al sol, son foriste, son mastros impararato, anticurriste. Sosoriundas! Grazie!